La tradizione afferma che il Duomo sia sorto sulle rovine di un antico tempio dedicato a Marte. Mancano però testimonianze per attestare che il sito sia lo stesso. Si ipotizza che tra il IV e V secolo esistesse una pieve di San Giovanni Battista. Bisognerà attendere il 1235 per la realizzazione di una struttura. L'attuale chiesa risulta essere uno degli edifici più antichi di Oderzo. Il Duomo si affaccia su Piazza Grande, con tetto a due spioventi e cornice ad archetti a tutto sesto. Sulla facciata si apre un rosone circolare, due monofore gotiche e un portale rinascimentale architravato e nella lunetta un affresco raffigurante la Sacra Famiglia nel riposo durante la fuga in Egitto. Dedicato a San Giovanni Battista, il Duomo fu consacrato, come ricorda l'iscrizione presente in sacrestia, il 28 ottobre 1536. Con la bolla del 27 marzo 1926, Papa Pio XI nominò il Duomo di Oderzo chiesa abbaziale ad honorem. L'interno del Duomo è a unica aula con il tetto a capriate lignee e si conclude con un arco che introduce al presbiterio. Quest'ultimo, su piano rialzato, ha il coro absidato con cupola ed è affiancato a destra dalla Cappella della Madonna e a sinistra dalla Cappella del Santissimo Sacramento. Sulle pareti del Duomo scorrono due fasce affrescate, una collocata nel sottotetto, datata 1503, raffigurante sirene che sorreggono i busti dei 12 apostoli, l'altra, più in basso, della metà del XIV secolo, raffigura volute vegetali intercalate da rosoni contenenti figure di santi. In merito all'affresco della retrofacciata, qualche critico lo riferisce a Palma il Giovane. Il dipinto è diviso in 9 riquadri, in quello centrale San Giovanni Battista e negli 8 riquadri laterali gli episodi della vita dei santi vescovi Prosdocimo, Magno, Floriano e Tiziano che ressero la diocesi opitergina. Entrando in Duomo colpiscono le diverse tele di grande dimensione sulle pareti laterali. 3 di queste, Risurrezione di Cristo, Trasfigurazione di Cristo e Natività, sono le antiche portelle del grande organo opera del Pomponio Amalteo, dipinte nel 1548. Sulla parete di sinistra, il battesimo di Gesù al Giordano, attribuito alla bottega di Jacopo Tintoretto, era la tela dell'altare maggiore. L'altare, un tempo dedicato allo Spirito Santo, presenta al centro un affresco raffigurante la Madonna con il bambino in trono di Andrea Bellunello. L'altare del Santissimo sembra sia stato realizzato su disegni del Sansovino. Del XX secolo, dietro l'altare, davanti all'organo, costruito dalla ditta Mascioni nel 1924, un grande crocifisso.